Amici bellini, fanno un Fred stamattina, ma dobbiamo parlare, ci sono delle cose da dire che probabilmente di cui non si dovrebbe nemmeno parlare, però dobbiamo chiarire, insomma, in inglese si dice to clear the air, no? Perché chiarire l'aria, spostare tutte queste cose, perché secondo me da mo' fino al 3 gennaio non si parlerà altro, come vedete le notifiche, di calciomercato, perché la gente mi scrive e dice ma è vero, non è vero? Incominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora ragazzi, prima di tutto vi invito a iscrivervi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, perché io più tardi, non so ancora verso che ora, può darsi verso le 10 di sera, insomma è Santo Stefano, auguri a tutti gli Stefano, Asso è uno di questi. Andrò live però sulle altre piattaforme, zitto non si dice, a giocare un pochino, quindi chi vuole seguire mi segua, sapete come fare, tutti i link utili in descrizione. Dobbiamo parlare di calciomercato, ma non perché io sia un esperto di calciomercato o perché abbia notizie in merito precise, definite. È complicato. La cosa che dobbiamo però escludere è che alcune operazioni sicuramente vadano in porto. Visto che si starà parlando adesso di Patrick Cutrone al Napoli, se voi fate una ricerca e vedete a quante squadre Patrick Cutrone è legato come trattativa, c'è il Benevento, c'è la stessa Sampdoria, ora tutte le squadre che hanno bisogno di una punta, Cutrone adesso è uscito perché? Perché i procuratori così fanno. Se un giocatore che è in prestito dal Wolverhampton alla Fiorentina gioca pochissimo perché magari gli allenatori precedenti non lo vedono, il procuratore comincia a mettere spia e dice è interessato questo, è interessato quell'altro. Magari alcune squadre non sono interessate effettivamente, però visto che c'è questo discorso qualcun'altra si interessa. Ah, mo quasi quasi. E quindi è uscita sta notizia. Io non lo so se il Napoli veramente sta cercando Cutrone oppure se sono soddisfatti del rendimento di Petagna. Stiamo parlando comunque di una terza scelta. È chiaro, deve tornare Osimhen, deve tornare Mertens. La terza scelta in questo momento è Petagna, che ha fatto quei 2-3 gol totali, un paio anche decisivi. Però se vuoi dare tutto il peso dell'attacco su di lui, ovviamente non ci siamo. Il Napoli ha bisogno di altro, ha bisogno di più velocità, di più freschezza. E quindi magari Cutrone ti dà questa possibilità di più velocità, un pochino più rapido lo è. Però è un giocatore di 22 anni che ha dato il massimo quando era al Milan, che insomma anche entrando molto spesso dalle retrovie, potrebbe essere chiamato un predestinato, però ultimamente se gli allenatori lo vedono poco, motivo ci sarà, vuol dire che non è tanto decisivo, poi dipende dall'ambiente, viene a Napoli ed esplode, oppure va a Benevento e quella è la sua dimensione, non si sa e quindi dobbiamo vedere. Per me, come terza punta, potrebbe essere leggermente meglio di Petagna, ma non cambia assai. Non cambia assai perché non credo sia un cecchino, però spero, nel caso in cui venisse, spero di sbagliarmi. Ovviamente Cutrone ci fa pensare alle punte. Questa è la situazione effettivamente reale dove il Napoli si muoverà. Bisogna piazzare Milik, bisogna probabilmente piazzare Llorente, anche se bello come il sole. Io mi dispiace ragazze, ma io non me ne priverei giusto per farlo entrare ogni tanto. È bello. È bello. Come giocatore è oramai a fine carriera, è molto statico. Lì al centro dell'area, se metti qualche cross decente, può mettere in apprensione sicuramente le difese, però ci devi puntare, ci devi lavorare. Il Napoli credo che abbia altre idee. E quindi anche Llorente pare orbita Sampdoria, Ranieri lo vuole tantissimo, lui nicchia, aspetta, risponde di no, non lo sa perché forse ci sta pensando anche la Juventus, ci sta pensando ultimamente anche il Milan come vice Ibra, visto che loro devono risolvere la questione del vice Ibra. Ci potrebbe pensare anche l'Inter, visto che loro stanno cercando Milik. Insomma, una squadra anche importante potrebbe scegliere Llorente come basso costo, low cost, usato sicuro, per metterlo in panchina e utilizzarlo per pochi minuti di partita in corso. Questa è la situazione di Llorente. Quindi calcio mercato in uscita per il Napoli. Poi dobbiamo stare attenti sempre in caso di calciomercato in uscita
alcuni nomi che sono in scadenza, quindi oltre a Milik abbiamo Yusai in scadenza e Maksimovic in scadenza, quindi loro sono addirittura in bilico e in pericolo, perché se arrivasse un'offerta a gennaio il Napoli potrebbe pensare di monetizzare. Allora se se ne va uno Yusai vuol dire che ti stai tenendo Malqui e stai puntando anche su Gulam, perché sicuro del posto sono Di Lorenzo e Mario Rui. Poi c'è Gulam che non si sa fisicamente se qualcuno se lo prende e se ce la fa, ma qui che forse Gattuso non lo vede tanto. E questa è la situazione dei difensori. Non credo che abbiamo il pericolo che K2 se ne vada a gennaio, non credo che De Laurentiis faccia un'operazione del genere, anche perché si è rifiutato i 60, 70, 80 d'estate, non credo che a gennaio accetterà di meno, sicuramente. E quindi se partisse invece Maksimovic potremmo vedere di più Ramani, e quindi in quel caso avremo i tre. Però io credo che il Napoli non resta solamente con tre centrali, perché altrimenti andiamo nelle chiavette. Quindi questa è la situazione dei terzini. E qualcuno mi fa sempre: ma tu chi prenderesti a terzino sinistro? E si parla di Emerson, e si parla di Marcos Alonso, e si parla dei soliti nomi. Un solito nome di cui non si sta parlando più è Grimaldo del Benfica, che io ho comprato nel giochino che giocherò poi dopo, cioè stasera eccetera eccetera, e ve lo faccio vedere come gioco. Grimaldo è un ottimo prospetto, se ne parla sempre, non succede mai niente. Se si dovesse provare, non lo so se il Benfica lo cede, ma se mi dovete fare un nome, non potendo arrivare a Reguilon, non potendo arrivare ad Angeligno, non potendo arrivare a questi qua veramente che fanno la differenza, Teo Hernandez eccetera eccetera, Grimaldo, perché no? Perché no? Dopodiché a centrocampo credo che non si tocca Bakayoko perché è in prestito e quindi non si tocca. Non si tocca Demme perché io con Demme arrizzo. Non si tocca Zielinski perché Zielinski questo è l'anno in cui ci sta dimostrando un pochino più di continuità anche con un Napoli in difficoltà, quindi è importante. Sentirete notizie su Fabian. L'ultima è che l'Atletico Madrid voglia fare un'offerta. Perché? Perché noi siamo scontenti e quindi notizia su Fabian si clicca. Sentirete notizie su Lobotka. Perché? Perché su Bobotta su Bobotta anche noi siamo scontenti, uscirà la notizia di mercato. E forse su Elmas, visto che ha poco minutaggio rispetto agli altri, comunque è un giocatore talentuoso, qualcuno lo segue e può essere che uscirà qualche notizia, ma non credo che il Napoli si privi di Elmas, specialmente a gennaio. Quindi per quanto riguarda poi in attacco, si è parlato di Cutrone potrebbe arrivare se se ne vanno sicuramente Milik e Llorente, e se il Napoli decide magari di dare Petagna o di fare uno scambio o qualcosa, non credo che il Napoli si tenga Mertens, Osimhen, Cutrone e Petagna, se Cutrone è, se, sempre se, ricordatevi sempre se, a meno che gli infortuni di Mertens e di Osimhen sono più gravi del previsto e quindi si prevede qualche defezione a lungo termine. A quel punto il Napoli potrebbe prevenire questa situazione e coprirsi in caso di... Dopodiché qualcuno, ovviamente, il pezzo pregiato di questo mercato sarà il Papu, perché avendo rotto apertamente con la società, con Gasperini, si parlerà tutti del Papu, ma non se ne parla solo del Napoli, si parla della Lazio, si parla del Milan, si parla della Juve, forse dell'Inter non si parla perché è di difficile collocazione per Conte, però ne parleranno tutti. Può essere pure che vada all'estero, perché credo che l'Atalanta voglia rinforzare una diretta concorrente. E poi il nome che si fa da non dico un paio d'anni, ma da un anno con insistenza, è De Paul. Noi pensavamo di essere gli unici a volere De Paul a Napoli, un giocatore duttile, un giocatore di grande qualità, un giocatore che corre molto e che si va a prendere la palla. A Udine non solo è un idolo, ma è un giocatore fondamentale per la manovra dell'Udinese. Non so se lui è un Di Natale 2, cioè uno che sta bene ad Udine e non si vuole muovere. Non so se le squadre ci stanno puntando forte. Pensavamo di essere gli unici? No, lo vuole l'Inter, lo vuole la Juve, lo vuole il Milan, lo vuole... Tutte le squadre che stanno lottando per la Champions League hanno un occhio su De Paul, perché ovviamente è un giocatore di una qualità incredibile. L'Udinese ancora una volta sforna pezzi pregiati che poi si fa pagare tanto. E poi devi vedere quanto ti rendono. Ricordiamoci sempre, i giocatori che vengono dall'Udinese dipende, a volte ti va molto bene, a volte così e così. Inler, Allan, per capirci. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Voi mi fate sapere nei commenti che cosa ne pensate di tutte queste trattative e se secondo voi qualcuna di queste avverrà, oppure muti e zitti, non succederà proprio niente, perché il Napoli ha speso già tanto, la rosa abbiamo detto che è più completa degli altri anni, bisogna solamente sfoltire Milik,
Llorente è un terzino. Sfoltire, rimpinguare, non lo so. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.